Angel, siamo tutti contenti di averla tra noi in questa giornata di festa particolare per Don Bosco, per tutto il mondo salesiano. Grazie. Qui siamo nell'anno di chiusura del 28° capitolo. Che relazione c'è? Perché è venuto qui? Ce lo vuole rivelare? E anzitutto perché oggi, 205 anni fa, nasceva lì, nella casina Viglioni, un bambino chiamato Giovanni Melchiorre Bosco. 205 anni fa. 5 anni fa eravamo qui con più di 8.000-9.000 persone per ringraziare a Dio per il dono di Don Bosco, per il mondo, per la Chiesa, per i giovani del mondo. Oggi, in questo momento, dopo la celebrazione del 28° capitolo generale dei Salesiani di Don Bosco, ho pensato che è il giorno più speciale per celebrare giustamente la festa di Don Bosco, il suo compleanno, e anche per fare conoscere a tutta la congregazione salesiana e anche alla famiglia salesiana qual è un po' il programma, la visione, il sogno dei Salesiani di Don Bosco per i prossimi 6 anni. Oggi è infatti il giorno della pubblicazione del documento. Che cosa significa, cosa auspica per la congregazione? Sì, certo, oggi abbiamo deciso, e ho deciso con il mio consiglio di fare conoscere in questa data, preparato per questa data, le linee programmatiche della congregazione per questo sessennio fino al 2026. Cosa auguro? Anzitutto chiedere al Signore la grazia della fedeltà della congregazione, giustamente allo spirito che ha suscitato Don Bosco, questa fedeltà per dire i salesiani d'oggi vogliamo nel mondo, e di modo particolare per le famiglie, i ragazzi e i giovani, essere veramente quelli che lo Spirito Santo ha suscitato in Don Bosco. E chiediamo veramente questo dono della fedeltà, di rispondere oggi ai bisogni d'oggi di un mondo che è anche molto complesso. E per questo che anche sono qui, per celebrare la solenne Eucaristia per tutto il mondo salesiano e allo stesso tempo per fare arrivare a tutto il mondo salesiano e a tutti i salesiani nei 134 nazioni le nostre sfide, i nostri sogni, perché anche questa lettera programmatica ha tanto di sogni. Di fatto è stato lo stesso Papa Francesco nel suo messaggio al capitolo che finiva dicendo: vi chiedo di sognare e fare sognare. Anche questo è una bellissima sfida per noi. Il documento sarà molto ricco da approfondire, da leggere con calma, ma dovessimo indicare i 3 punti principali, quelli che stanno più a cuore al Rettor Maggiore. Sì, certamente il documento è frutto del lavoro del capitolo generale, dopo di una riflessione condivisa nel Consiglio e anche un po' di questa frutto della preghiera e del pensare nella missione salesiana nel mondo. Di fatto i punti, le grandi sfide, i lavori sui quali dobbiamo mettere le nostre migliori energie sono 8, come 8 grandi pilari. E dopo le ispettorie del mondo secondo la realtà vedranno qual è per loro una più prioritaria e una seconda, perché il mondo salesiano è anche molto diverso nei 5 continenti. Però tra tutti questi, tutti importanti, io dirò per noi è molto importante il continuare a approfondire la nostra identità carismatica. Vuol dire oggi vogliamo essere quelli salesiani che Don Bosco vorrebbe oggi per questo mondo. Perciò continuare con una grande identità carismatica, con salesiani nel mondo che veramente portano nel cuore di un modo affettivo e con presenza effettiva il nostro essere in mezzo ai giovani. Vuol dire quello che io ho chiamato
di un modo familiare, tra virgolette, il sacramento salesiano della presenza. Un terzo punto prioritario per noi oggi continua a essere la nostra priorità, sono i ragazzi, le ragazze, i giovani di tutto il mondo, però principalmente i più bisognosi. Oggi di più quelli che sono stati esclusi, scartati, a volte che hanno avuto qualsiasi tipo di abuso, di potere, di forza, di violenza, di sessuale. Noi dobbiamo essere oggi quelli Don Bosco d'oggi, specialmente per tutti questi. E ultimo, una dimensione che mai noi possiamo dimenticare, perché questo era Don Bosco, era l'amico dei giovani per prepararli per la vita, ma allo stesso tempo per avvicinarli giustamente a Gesù. Vuol dire la nostra missione non è missione salesiana se non offriamo in libertà ai ragazzi e ai giovani la conoscenza di Dio e di Gesù il Signore.